È un evento che riguarda una cosa del tutto originale. Questo atto unico ipotizza quella che sarebbe stata la vita di Livatino se fosse realmente sfuggito all'attentato, cosa che non è accaduto. E lo fa con molta umanità, con molta misura, con molto rispetto della figura di Livatino. Questa è la ragione per cui ho ritenuto che fosse giusto che questa presentazione si facesse in tribuna. Perché ha scelto di immaginare una vita possibile per Rosario Livatino? È stato, per quanto mi riguarda, un modo per ricordarlo in una maniera che non fosse la solita rievocazione storica. Su Rosario Livatino è stato scritto tutto praticamente della sua vita, sia professionale sia tutto ciò che naturalmente ha riguardato la beatificazione. Io scrivo anche romanzi e allora ho scelto di dare alla cosa un taglio di letteratura, cioè quindi un taglio di immaginazione, cercando per l'appunto di provare a immaginare quella che sarebbe stata la vita di Rosario senza l'attentato. A chi si rivolge questo atto unico? Ma si rivolge non in maniera privilegiata a una categoria o un'altra, è però sicuramente una riflessione su di lui, ma una riflessione su tutti quelli che per vari casi della vita finiscono per arrestare la vita prima del dovuto. Naturalmente anche una riflessione sull'essere magistrato, sulla coerenza, sulla credibilità, e immaginando che sia una riflessione fatta da un 70enne e non più da un 38enne.